La tua radio. Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi e quanta gente ci sta. Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, questa obiettivamente l'evoluzione della giornata di oggi la si potrebbe definire divertente se questo sviluppo ovviamente non attecchisse su una tragedia quotidiana che miete quotidianamente delle vittime da ambo i fronti, che sono due fronti diversi, perché c'è il fronte dell'aggressore e il fronte dell'aggredito. Parliamo ovviamente della guerra russo-ucraina, e però sui giornali di oggi e sui siti fino a 10 minuti fa la narrazione era la seguente, cioè c'è il piano degli Stati Uniti tutto schiacciato sul Cremlino, un piano sostanziale, il piano di Trump l'ha scritto Putin, oggi scriveva qualche pensoso editorialista, e quindi sarebbe una, come dire, la Casa Bianca ridotta a passacarte dei desiderata del Cremlino, e poi succede qualcosa, diciamo, che improvvisamente fa esplodere la narrazione di lor signori. Prima di dire cosa, per mantenere un minimo di pathos, diciamo in premessa, però ricordiamo cos'è questo ipotetico piano articolato in 28 punti, che già un elenco dei quali va oltre la caricatura che ne è stata fatta, nel senso che questo piano garantirebbe sì alla Russia il pieno controllo del Donbass, nonostante l'Ucraina ne controlli ancora circa il 12%. In cambio, questo in cambio è elegantemente omesso nelle titolazioni di oggi, di garanzie di sicurezza da parte degli Stati Uniti a Kiev e all'Europa. Cioè quello che si è cercato per mesi, garanzie dichiarate degli Stati Uniti non solo a Kiev ma all'Europa rispetto a future aggressioni russe. Diciamo che sì, ho la garanzia da parte del più potente macchina bellica, economica e tecnologica mondiale, non è un risultato secondario, diciamo, insomma. Dopodiché le aree del Donbass cedute alla Russia sarebbero considerate demilitarizzate, quindi la Russia non potrebbe schierarvi truppe. Sulle due regioni di Kherson e Zaporizhia le attuali linee rimarrebbero sostanzialmente congelate, con la Russia che dovrebbe restituire però una parte di questi territori. Gli Stati Uniti e altri paesi riconoscerebbero la Crimea e il Donbass come russi, ma l'Ucraina non verrebbe costretta a farlo. Il piano sì prevederebbe anche limitazioni alle dimensioni dell'esercito ucraino, in cambio sempre di quelle garanzie di sicurezza esplicite americane, che vanno oltre peraltro una garanzia di sicurezza implicita che ha già gli atti, implicita ma consistente, che è il famoso accordo sulle terre rare, per cui se in Ucraina ci sono interessi, contratti, personale americano, è dura, come dire, no? Che a Washington non si guardi a quell'area, non la si presidi da successive aggressioni. Comunque questo era il piano che secondo loro signori era stato scritto sotto dettatura dello zar e che Zelensky proprio schifava, e la narrazione era: Zelensky però terra duro e anzi sta già facendo un tour presso le cancellerie europee per avere rassicurazioni, elaborare un altro piano tutto dalla sua parte. Ha già rifiutato il piano di Trump ed è pronto a consegnarsi a Fra Ursula, al Bonaparte immaginario Micron e a altri revanscisti del vecchio continente fuori tempo massimo. Benissimo, cosa succede esattamente 10 minuti fa? Quello che gli zelenskiani denoantri, gli zelenskiani seduti al caldo in poltrona, non che hanno un paese invaso e come dire non vedono una tragedia quotidiana sul fronte che coinvolge i loro connazionali. Zelensky incontrerà Trump nei prossimi giorni. Zelensky riceve la bozza del piano di pace USA, pronto a collaborare. Queste sono le ultime
ultime agenzie di questi minuti e capite che voi potete prendere la pigna di giornali di oggi, se avete fatto gli screen dei siti fino a 10 minuti fa, e buttare tutto elegantemente nel cestino. Perché leggiamo più diffusamente le agenzie uscite. L'Ucraina ha dichiarato di aver ricevuto dagli Stati Uniti un progetto di piano per porre fine alla guerra con la Russia, affermando di essere pronta a collaborare in modo costruttivo con Washington su questo tema. Costruttivo con Washington, non con le cancellerie europee. Con dichiarazione di Zelensky, che prevede di discutere nei prossimi giorni direttamente con Donald Trump. Nei prossimi giorni il presidente ucraino incontrerà il leader degli Stati Uniti per discutere della bozza di piano. Lo ha annunciato la presidenza ucraina su Telegram, quindi non è un'indiscrezione, è Zelensky in persona che smentisce gli zelenskiani alle nostre latitudini. È meraviglioso. Non so come riusciranno a mascherarla, riraccontarla, riadeguarla ai loro teoremi ideologici. Sarò curioso di vedere i giornali di domani. Tra le altre cose, la presidenza ucraina ha ricordato che fin dai primi secondi dell'invasione russa l'Ucraina ha cercato la pace e sosteniamo tutte le proposte significative che possano avvicinare una vera pace. L'Ucraina sostiene le proposte del presidente Trump fin dall'inizio di quest'anno per porre fine allo spargimento di sangue. Allora io mando un abbraccio agli zelenskiani in poltrona, agli zelenskiani che sorseggiano un cognac o fumano un sigaro, come dire, vagheggiando di guerre napoleoniche alla Russia, perché lo Zelensky vero, quello che sta a Kiev, sì, pare proprio che voglia discutere il piano di pace di Trump. Un sentito saluto agli zelenskiani nostrani e vi do